Bene, eccoci insieme anche oggi. Con noi c'è Andrea Crestani, che è il direttore di AMBI Veneto. AMBI, lo ricordiamo, sta per Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, quelle che insomma tutti chiamiamo, soprattutto qua nel Veneto, i consorzi di bonifica. Sono 11 nel Veneto, 10 consorzi di bonifica più il LEB, che è un consorzio di secondo grado, vale a dire un consorzio composto da alcuni consorzi di bonifica e deputato in particolare alla irrigazione. Siamo qua a parlare di manutenzione Veneto perché nei giorni scorsi a Verona è stata presentata la parte regionale di un piano che viene annualmente presentato a livello nazionale, che si chiama appunto Manutenzione Italia, e a livello nazionale ricomprende quest'anno, nel 2017, 3.709 interventi per oltre 7 miliardi di euro che dovrebbero servirebbero a mettere in sicurezza il territorio italiano dal rischio idrogeologico, vale a dire prevenire alluvioni, allagamenti e frane. Di questi 3.709 interventi, 697 sono destinati al Veneto per un importo che è di 1 miliardo e 746 milioni. Allora, partiamo da qua, perché poi parleremo anche del piano nazionale degli invasi, parliamo del piano irriguo nazionale con le ricadute a nord-est, in particolare nel Veneto. Questo perché è un momento di grande interesse sul tema acqua. I cambiamenti climatici hanno dimostrato all'opinione pubblica molte cose, la siccità della scorsa estate ne ha dimostrate altre, insomma la sensibilità sta cambiando. Partiamo dal piano per la riduzione del rischio idrogeologico. Questi 697 interventi, in linea di massima, in cosa consistono? Allora, il piano che noi abbiamo definito Manutenzione Veneto è l'estratto del grande piano contro il dissesto idrogeologico presentato dall'AMBI. Inevitabile che all'interno di questo piano sono contenuti innumerevoli progetti di qualsiasi tipo, da idee progettuali a progetti anche in fase avanzata di progettazione, ma riguardano in modo particolare ristrutturazioni, rifacimenti di argini, potenziamento di impianti idrovori, creazione di nuovi bacini di laminazione, cioè casse di espansione, tutti interventi che sono prettamente legati alla difesa idraulica e quindi al mettere in sicurezza un territorio dal punto di vista delle acque meteoriche. Sicuramente le opere sono numerose, però all'interno di questo piano di Manutenzione Italia abbiamo anche un'ulteriore situazione, che è quella che riguarda esclusivamente all'interno di questo piano i progetti realmente cantierabili e definiti esecutivi. Sono quelli che abbiamo iscritto nella piattaforma Rendis, che è il repertorio delle opere idrauliche da mettere in atto sul nostro territorio presso l'ISPRA, e quindi è un repertorio ufficiale, va bene, sotto l'egida di Italia Sicura, l'unità di missione istituita dal governo contro il dissesto idrogeologico, e lì in realtà i progetti cantierabili, pur riducendosi di numero perché sono 25, abbiamo importi intorno ai 70 milioni di euro che sarebbero in realtà, se finanziati, immediatamente cantierabili. Che vuol dire? Arrivano i soldi, si può cominciare. Fatto il bando, nel giro di qualche mese il cantiere è aperto. Quindi questo fa capire nel suo insieme l'importanza della progettazione e del ruolo che hanno i consorzi di bonifica nel progettare. Conoscenza del territorio, mettiamo a disposizione quelle poche risorse che abbiamo per progettare, perché i progetti devono essere pronti. Nel momento che arrivano i finanziamenti dobbiamo andare a cantiere. Quindi c'è una grande operatività virtuosa da parte dei consorzi di bonifica, nel tradurre le esigenze di un territorio in termini di grande piano di progettazione in opere cantierabili. È inevitabile che in questo scenario manca un filo conduttore, che purtroppo sono le risorse finanziarie. Ecco, a proposito, poi arriviamo a parlare anche del piano degli invasi, ma a proposito di risorse finanziarie, dal ministro Galletti alla stessa AMBI a livello nazionale si sostiene i soldi ci sono, adesso bisogna spenderli. Nella conferenza stampa che avete tenuto a Verona le cose non andavano proprio così per la Regione Veneto.
Sì, perché noi abbiamo lavorato, come dicevo prima, nella progettazione, abbiamo iscritto i progetti nella piattaforma di Italia Sicura, siamo pronti per ricevere risorse finanziarie e andare a cantiere. È inevitabile che poi, se andiamo a leggere quello che è successo in questi ultimi 2 anni, forse anche 3, va bene, da parte dell'unità di missione, quindi il Ministero, sono stati messi a disposizione circa 900-870 milioni di euro per le città metropolitane, ancora 2 anni fa. Di quella parte il Veneto ne ha beneficiato, probabilmente ne è stato assegnato circa 115 milioni di euro, quindi una parte. Per l'area metropolitana di Venezia. Per l'area metropolitana di Venezia e qualche intervento sull'area di Padova, pur staccata dall'area metropolitana, però gli interventi urgenti che avevano una connessione con la città metropolitana. Ecco, però anche qua i soldi non sono ancora arrivati, sono stati stanziati ma nessuno ha visto soldi ancora e sono ancora in fase burocratica di sviluppo in questo momento. È inevitabile che poi tutto il resto della progettualità deve ancora ricevere risorse finanziarie, pur se annunciate da parte del Ministero, pur se gli stanziamenti a livello di capitoli di bilancio nella legge di stabilità ci sono, perché Italia Sicura è dotata finanziariamente, però questo non si è ancora tradotto in un'erogazione reale delle risorse finanziarie. E questo per la parte Stato, Ministeri, Ministero dell'Ambiente in modo particolare, ma comunque l'interno del governo. È inevitabile che dall'altra parte, perché i consorzi di bonifica operano in delegazione amministrativa per conto della Regione Veneto, quindi tecnicamente il demanio, le opere di proprietà, le infrastrutture idrauliche, i canali, i fiumi e gli impianti idrovori sono del demanio regionale in concessione ai consorzi di bonifica, cioè anche la Regione Veneto avrebbe dovuto investire sulle risorse finanziarie destinate alla difesa idraulica. Ecco, sotto questo punto di vista osserviamo, per tutta una serie di motivi legati alla mancanza di risorse da parte della Regione, ai tagli che sono stati fatti a livello ministeriale, comunque per quello che possiamo osservare dal nostro punto di vista come consorzio di bonifica, le risorse finanziarie a disposizione per investimenti di sicurezza idraulica negli ultimi anni sono pari a 0. Quindi abbiamo, riassumendo, una grande progettualità che non è solo di idee progettuali ma di opere esecutive, a fronte di finanziamenti pari a 0. Quindi non possiamo dire certamente oggi che negli ultimi anni il Veneto è più sicuro. Abbiamo realizzato opere 4-5 anni fa, stiamo ancora lavorando con i residui di qualche anno fa, però la fragilità di questa regione necessita di investimenti continui e avere questi vuoti per periodi così lunghi di risorse finanziarie, noi come consorzi ci occupiamo della manutenzione ordinaria, facciamo bene quella, però abbiamo capito tutti che una casa non abbiamo solo bisogno di ridipingerla, ogni tanto bisogna fare anche degli interventi strutturali importanti per tenerla messa bene. Ecco, questo è il nostro territorio. Apriamo un altro capitolo, Piano Nazionale degli Invasi a livello italiano. Il progetto, la proposta prevede 2000 interventi, 20 miliardi di investimenti in 20 anni. Il governo assume il piano e destina 50 milioni di euro all'anno, che comunque è un primo segnale, una cifra importante, ma per far capire la sproporzione, 50 milioni di euro all'anno a livello nazionale, quando nel solo Veneto i progetti sono 56 per 549 milioni, ovviamente non tutti in un anno, però insomma i riferimenti sono questi. Invasi significa bacini, cioè aree di espansione che possono abbinare funzione idrogeologica, quindi trattenere le piene, diventare un'importante riserva idrica nei momenti di bisogno e anche funzioni ambientali perché di fatto sono aree umide. Quanti ne arriveranno nel Veneto di questi 50 milioni? Allora, intanto il piano degli invasi nasce proprio per la sollecitazione dell'ANBI nazionale a Italia Sicura, al Ministero, proprio nel momento più cruciale della scorsa stagione estiva, nel momento in cui si è aperta una grande riflessione sulla risorsa idrica e su come le nostre infrastrutture possono contenere l'acqua che è destinata non solo all'irrigazione ma anche all'uso umano in qualche caso. Ecco, come i dati che emergono sono sempre, ormai sono conosciuti, cioè noi a livello
trattenimento delle acque meteoriche arriviamo a percentuali che superano appena 10-11%. Vuol dire che tutto il resto dell'acqua meteorica che cade sul nostro territorio viene convogliata e va a mare direttamente. Acqua meteorica sono le piogge. Ecco, non viene trattenuta. I cambiamenti climatici impongono un cambiamento anche di rotta. Cioè, se questo andava bene qualche anno fa, oggi con questa evoluzione veloce che stiamo assistendo sul cambiamento del clima, necessita che l'acqua debba essere trattenuta maggiormente nei territori per usarla sia per l'irrigazione e quindi evitare di creare pressioni maggiori sui fiumi derivando continuamente acqua, perché hanno bisogno anche i fiumi di sopravvivere, di vivere e di mantenere il suo stato ecologico, e dall'altro canto diventare sia momenti di laminazione delle piene, quindi contenimento dell'acqua in eccesso durante i momenti di piena, e non solo, perché poi questi invasi, come abbiamo già sul territorio, si possono trasformare in aree ambientali molto, molto importanti ed interessanti. Sono gli specchi d'acqua che possono diventare multiuso, come ci piace sostenere. È inevitabile che gli investimenti che non posso, perché poi non vediamo sempre le cifre nella sua pochezza, però li leggiamo annualmente. È inevitabile che per realizzare questi impianti, queste opere, c'è bisogno di un piano pluriennale. Non si può dire che sono pochi o tanti 50 milioni di euro, basterebbe che questi fossero pluriennali, continuativi e costanti. Per ora sono per 5 anni nella legge di stabilità. Allora si riesce a mettere in atto un piano, finanziare delle opere e nell'arco di un decennio cominciare a vedere anche dei risultati. Ci sono delle aree che hanno maggior necessità, delle aree che ne hanno minore. Il Veneto ha sempre progettato e individuato momenti di accumulo della risorsa idrica, perché il Veneto è una regione dove per 100 anni abbiamo lavorato per portare più velocemente l'acqua al mare, non per trattenerla. Il nostro Veneto non aveva bisogno di trattenere l'acqua, aveva bisogno di essere liberato dall'acqua, e tutte le infrastrutture sono proprio per far defluire l'acqua a mare. Oggi ci stiamo accorgendo che invece c'è necessità anche di trattenerla, quindi microinvasi, bacini, momenti di laminazione che possono servire poi a ricaricare la falda, quindi sono molteplici. Nel piano degli invasi c'è anche la possibilità, per recuperare e risparmiare la risorsa idrica, anche quella di modificare e migliorare gli impianti di irrigazione, che si abbina al piano irriguo. E di qua ci fermiamo, perché dobbiamo andare in sigla. Grazie ad Andrea Crestani, che ricordo di essere il direttore di Ambi Veneto, l'associazione dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, altresì conosciuti come consorzi di bonifica. Buon lavoro, alla prossima.